Welcome to Campus Cast, the official podcast of the British School. Join us as we explore language, culture, and education to inspire your personal and professional growth. Guardate, perché è un concetto semplice. Se noi facciamo la domanda why I do what I do, e why si tende il valore, il principio. Quindi per me, quando tu mi vedi che parlo di questa cosa, mi vedi autentico, credo, perché io credo in questa cosa. Io ho un why molto forte, che non è soldi, finalmente, è proprio il perché, il mio obiettivo. Quindi se io riesco a, per esempio, questo ruolo, non avere il superpower. Tu hai un superpower. Quindi quei studenti che iniziano, un adulto che si presenta dentro la scuola British di Bassano, un adulto che arriva, ha fatto un viaggio, bussa alla porta, entra lì, per me è un supereroe. È un supereroe. Un solo discorso sei riuscito ad inserire appunto il valore. Assolutamente. Partire da un why di valore, passare a un how, a un come di valore e arrivare al target finale, il grande valore del cosa alla fine riusciamo a raggiungere, grazie però a un why e a un how ben meditati e che ci aiutano a capire non soltanto il cosa stiamo facendo, ma il consapevole della sua emozione e fai fatica. Invece se tu prendi consapevolezza di questa emozione, cominci a comunicare con consapevolezza, con identità, con forza e autenticità, col tuo accento, e vinci. E questa è una bomba. Bentornati a Campus Cast, il nostro podcast in diretta dagli studi di British School Bassano, un podcast con fortissimi accenti veneti e fortissima propensione internazionale. Ospiti con noi oggi abbiamo dalle Marche in collegamento Giuseppe Romagnoli. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Grazie di essere con noi, e ad assistermi in questo nuovo incontro il nostro Director of Studies, Jack Bancroft. Good morning. Straight from, you say where? Oh, from Noale? From Noale, from Cardiff, Cardiff from Wales. Exotic, yes. È molto più esotico saperti da Cardiff, ok. Nonostante appunto, diciamolo, Giuseppe Romagnoli, nonostante il nome italianissimo, è un marchigiano, romano, sudafricano. Ho detto tutto, Giuseppe? Hai detto tutto e ci sarebbe anche di più, ma non so se vi voglio annoiare. C'è anche un po' di irlandese, c'è un po' di tedesco, c'è un po' di tutto. Sono cittadino del mondo, dai, facciamolo semplice. Guarda, prima o poi mi dirai anche le proporzioni giuste per capire da che ricetta culturale ed etnica appunto salti fuori, e immagino che questa tua, diciamo, composizione familiare abbia contribuito parecchio a quella che è stata poi la tua scelta professionale negli anni, fino ad arrivare, o meglio fino a ritornare, perché tu sei un figlio di emigrati o nipote di emigrati reimmigrato in Italia, in cui poi hai trovato una tua dimensione, però in una professione estremamente segnata da una componente internazionale, in particolare legata alle lingue. Lascio dare un'introduzione più tecnica a Jack, perché giustamente ha a che fare con te su base, direi, quasi quotidiana, e per questo appunto chiedo scusa anch'io, ma chiedi tu a Giuseppe cosa fa e soprattutto cosa fa per noi. Infatti, innanzitutto devo dire che è molto strano parlare in italiano con Giuseppe, perché di solito noi comunichiamo sempre in inglese, quindi questo potrebbe essere che cambio lingue qualche volta senza notare, quindi devi dirmi se succede, però sì. Not an issue now. Yeah, good point. We're very international, absolutely. Okay. Giuseppe, io ti conosco semplicemente perché tu sei Country Manager for Italy per PeopleCert e LanguageCert, quindi LanguageCert è una delle enti che forniscono gli esami e i certificati ufficialmente riconosciuti a livello globale della lingua inglese. Certamente ci sono anche delle altre lingue come spagnolo e anche l'anziano greco, il greco anziano. Greco antico, quello, esatto, sì. Ancient Greek in English. Exactly. E quindi, sì, anziano forse non è una parola bella per dire. You would translate it into Elder Greek. Elder, ancient, old.
So many words, So tante many words. parole, esatto. Però sì, per noi ci occupiamo, ci parliamo specificamente dell'inglese tra di me e Giuseppe, esatto. Per chi non sappia di cosa stiamo parlando, o meglio, per chi non sia ancora collegato a quello che è il mondo delle certificazioni, così come si riceve una certificazione per una determinata qualità di un prodotto, così si riceve anche una certificazione per la qualità di lingua che si è in grado di gestire come persona. Esatto. Language Cert è una di queste certificazioni, è un controllo di qualità che viene poi emesso ufficialmente e, come tante altre certificazioni, viene riconosciuto a livello nazionale o, nel caso appunto di People Cert, Language Cert, internazionale. Esatto. È quel tipo di richiesta, quel tipo di tick che viene fatto da diverse istituzioni, come dicevo appunto, sia a livello nazionale che a livello internazionale, per poter dire: questa persona, grazie al suo livello linguistico, è in grado di lavorare per noi, collaborare con noi, avere appunto, studiare con noi. Esatto, esatto. Però sì, cioè per oggi il mio idea o la mia idea non era di parlare specificamente di certificati o specificamente del tuo lavoro, ma di tu come persona, diciamo, Giuseppe. Per esempio, noi chiacchieriamo spesso e mi hai raccontato un po' della tua storia di Sudafrica e di un po' di tutto, quindi sì, volevo dedicare un po' di questa puntata a te, a questa storia che hai tu. Spiegaci un po' chi sei, cosa fai. E da parte mia succederà come sempre che finiamo a parlare di rugby. Esatto. Tasto dolente, Leo, tanto dolente. Allora, per quanto riguarda il rugby, ovviamente non c'è bisogno che andiamo in dettaglio. Sudafrica è sicuramente una delle squadre più forti del mondo, è attuale campione del mondo, quindi chiudiamo quel parentesi, però l'ho detto, così sono tranquillo. Allora, io chi sono? Allora, io sono Giuseppe Romagnoli per mio papà e per gli italiani. Per mia madre, che è nativa sudafricana, mi chiamo Giuseppe. Giuseppe, tutti mi chiamano Giuseppe nel mondo anglofono, perché quella E finale sapete che o è muta o diventa I, no? Quindi io per tanti anni nella mia vita in Sudafrica avevo questo emblema del mio nome che non era mai pronunciato bene, e poi quando sono venuto in Italia è diventato Peppe, Beppe e tutto il resto, le diverse versioni. Quindi già il nome, che dovrebbe descrivere l'identità, era un problema pure quello. Ma oggi, all'età dei 52 anni, sono molto orgoglioso del mio nome, della mia storia e tranquillamente lo voglio raccontare. Allora, come avete già accennato, attualmente io sono il country manager di Language Cert, l'ente certificatore delle competenze linguistiche, prestigioso, e sono onorato di rappresentarlo qui in Italia e anche supportare il nostro partner che è lì a Bassano, The British School. Io sono un cittadino del mondo, come ho detto, ma ho fatto tutto il mio viaggio da bambino nel periodo dell'apartheid in Sudafrica, senza essere consapevole di quello che era, e poi ho fatto un'altra parte della mia vita. All'età di 14-15 anni sono venuto in Italia, non per mia scelta, siamo scappati dal Sudafrica e per fortuna mio padre è italiano, romano, siamo tornati alle origini. Le origini, diciamo, di mio padre, perché mio padre è romano, Alberto Romagnoli, che era andato negli anni 60 in Sudafrica per un grande progetto, perché lui è un ingegnere edile e ha fatto un grande progetto laggiù a Johannesburg. Però la storia cambia, gli eventi cambiano, il vento cambia e lui è tornato a Roma con 2 figli e una moglie sudafricana. Premetto che mia madre è sudafricana anche lei, Robinson Rosalind, di origine inglese, perché mio nonno è inglese di Birkenhead, vicino a Liverpool, Fox, emigrato, la famiglia sua è emigrato per il periodo della Anglo-Boer War, quindi stiamo parlando della guerra boera, Anglo-Boera, quindi questa è la parte lì. Però diciamo da parte mia nonna, precedentemente, quindi mia nonna è nata in Sudafrica, suo padre è tedesco, Schulz, emigrato, perché sapete la Namibia c'era tutto quel periodo storico, quindi io ho un bisnonno tedesco che ha sposato una bisnonna irlandese vicino a Cork, quindi ho un percentuale, fatelo voi, tranquillamente, un po' di irlandese, tedesco, inglese e ovviamente italiano, perché mio padre è italiano,
romano, mia nonna di Gallarate e mio nonno qui delle Marche, quindi anche lì la storia italiana, quindi lui era nella cavalleria italiana nella prima guerra mondiale, era su al nord e ha conosciuto mia nonna, che poi sono andati a Roma e hanno fatto la loro vita lì, una bella vita tra l'altro. Questo è quello che sono io, attualmente abito qui a Ancona, amo le Marche, amo l'Italia, mi piace il vino, anche quello vostro veneto, e ho trovato il mio spazio tempo, come appena menzionato, ho trovato il mio spazio. Per fortuna da 35 anni faccio un lavoro che mi permette di continuare il viaggio verso la scoperta della mia inner game e la mia persona, quindi proprio l'identità, la cultura, la cittadinanza attiva e immaginare un mondo migliore attraverso cosa? L'insegnamento della lingua, delle lingue, l'insegnamento della cultura, lo scambio e la conoscenza. E questo è stato sempre il mio viaggio. Prima come direttore proprietario di 3 scuole di lingue, Victoria International House, Iesi, Ancona, Recanati. Poi in questa fase qui sono il country manager di Language Search, che sicuramente è un progetto bellissimo. Ti chiedo al volo, Giuseppe, qual è stato il turning point che ti ha detto io voglio fare della mia carriera, o meglio, io voglio fare della formazione la mia carriera, e della formazione in particolare legata alle lingue, come dicevi appunto come proprietario di scuole di lingua nelle Marche, una missione. C'è stato proprio un momento in cui hai detto questo è quello che voglio diventare, non solo per me, ma anche per tutte le persone che si rivolgeranno a me per venire formate? Ma è una bella domanda, Leo, perché quando tu sei più giovane non sei nemmeno consapevole di questo viaggio. Poi piano piano lo scopri, e tutti noi lo scopriamo, e prendi la consapevolezza e la responsabilità e fai qualcosa. Nel caso mio specifico, il fatto che ho avuto questa pluriculturalità nella mia vita, ho vissuto in un sistema completamente contorto, quello del regime dell'apartheid, ma io ero un bambino e ho vissuto come tutti i bambini quella vita lì. Sicuramente mio padre è stato un grande influencer, quindi dalla parte sua lui mi ha raccontato tante storie di imprenditori, di la storia italiana, di la lotta, il tempo. Mia madre ovviamente la sua parte della sua famiglia, quindi io sono cresciuto dentro questo apartheid con questi problemi e poi sono venuto in Italia, quindi dentro il contesto italiano che è completamente diverso ho visto il cross-cultural experience, quindi l'esperienza shock, quello che è diverso, quindi ho scoperto che quello che era lì non andava bene, però dopo piano piano stando in Italia, facendo nuova cultura, nuova lingua, nuova storia, ho scoperto anche le cose belle qui, ma anche le cose che non andavano, e ho scoperto le cose che erano in comune. Quindi questa vivere, ma anche studiare, perché fondamentalmente ho studiato sia in Sudafrica che in Italia, ma vivere, vissuto anche questa famiglia, la zia in America, mio padrino francese, gli amici anglofoni, sudafricani, afrikaners, italiani, romano, quella cosa che hai menzionato prima, io da questa parte del fiume in Italia e l'altra parte, le Marche, questa regione plurale con tutta questa diversità, e ho vissuto questa esperienza e dentro di me la fiamma si è accesa. Mi sono detto, ma scusa, io voglio fare qualcosa nella mia vita, che cosa vado a fare all'età adolescenziale? Che cosa vado a fare? L'idea prima architetto, poi faccio questo, e più andavo avanti e più c'era qualcosa dentro di me. È successo un fatto: mia mamma insegnava inglese, Rosalind insegnava inglese per una scuola di lingua a Iesi, e purtroppo stava male, aveva avuto purtroppo cancro, poi è venuto a mancare e mi ha chiesto un giorno, io avevo 19 anni, mi fai, devi andare tu al posto mio. Io ero la persona più insicura, la persona più timida al mondo, e ho detto no, io questo non lo faccio, però è tua madre che te lo chiede. E ho detto va bene, mi ha preparato la lezione era su Robinson Crusoe, quindi ho preparato la lezione, l'ho rivista 300.000 volte, stiamo parlando degli anni 90, all'inizio degli anni 90, vado a questa scuola di lingua, stiamo parlando di scuola di lingua di quella volta lì, niente paragonabile a quella che sono le standard di oggi, però l'avventura è iniziata, cioè, ho trovato il coraggio di entrare e stare seduto in una sedia a vedere 7 persone adulti lì e questo docente che insegnava in italiano e in inglese, quindi per me è stato anche quello incredibile.
e sono entrato in questo mondo. Se non fosse stato per questo evento qui non sarei entrato in questo mondo, perché avrei fatto qualcosa ma non potevo trovare collegamento, poteva essere un'agenzia di viaggi, non lo so. E da lì ho iniziato come lettore madrelingua e poi da lì ho fatto la mia carriera, ho preso dell'abilitazione, ho aperto la mia scuola e poi da lì sono entrato nella dimensione lingua, cultura, entrare nell'idea di, cioè, secondo me il vero valore è quello di trovare i collegamenti, non trovare quello che è diverso. La diversità è bello, ma troviamo cosa ci abbiamo in comune e se ci pensiamo bene, c'è troppe cose più in comune, sono il 95% che abbiamo in comune, siamo esseri umani, quindi il mio viaggio è stato proprio quello di, anche con la qualifica che ho preso poi dopo come coach, quello del viaggio, the inner game, come dice Galway, entrare dentro la persona, l'universo della persona e trovare i collegamenti, perché la comunicazione che cos'è? È collegare, fondamentalmente generare collegamenti, pensare effettivamente, muoverci attorno all'idea che viviamo in un mondo fatto di relazioni e non di individui. Questo. Io dico sempre, la prima cosa è la relazione, la seconda cosa è il contenuto. Se tu metti il contenuto prima della relazione non arriva, entra, esce. Noi dobbiamo fare un mondo, soprattutto oggi, che è più veloce, artificial intelligence, ancora più veloce, dobbiamo trovare modo di creare empatia. Io sono molto sponsor per emotional intelligence, social emotional learning. Più andiamo avanti con la tecnologia, di più dobbiamo essere più consapevoli della nostra potenza, dell'inner game e della nostra voce, della nostra identità, l'inclusione, tutte belle parole, ma quella I è molto importante. Quindi ho iniziato così, Leo, ho aperto una scuola all'età di 25 anni, ho iniziato il mio progetto lì, pensavo inizialmente era scuola di lingue, la lingua era importante, poi la scoperta è stato sì, lingua, ma soprattutto cultura. Se posso chiedere, allora, infatti tu mi hai già parlato di questo, però mi piacerebbe che tu condividessi questo anche con Leo e con i nostri ascoltatori e spettatori. Hai detto la parola identity, identità, è una parola chiave per te, questa idea di identity is power, questa idea di pluricultura. Puoi spiegarci un po', perché quello che sento da te, o quello che abbiamo parlato nel passato anche, è che per te l'identità è una cosa molto importante. Io sono britannico, non sono inglese, ma sono gallese e è sempre un scherzo, un barzolletto, non chiamarmi inglese, sono gallese, però dietro di questo o dentro di questo barzolletto, questo scherzo, non chiamarmi inglese, c'è la mia cultura, c'è la mia identità. Io sono di identità e di cultura gallese, che è diverso di quello inglese. Per te, cioè, essendo, onestamente, cioè, tu stavi spiegando il tuo albero genealogico e mi sono perso, perché stavo provando a capirlo, a formularlo nella mia testa e mi sono perso, perché dopo 5-6 nazioni diversi e culture diversi ho visto che hai un'identità immensa, enorme. Tu hai pezzi dell'anglofono, pezzi di sudafricano, pezzi di tedesco, hai parlato di un padrino francese. Che cosa sei? Chi sei come identità, Giuseppe? Chi sei? Chi è questo Giuseppe come identità, come cultura, come pluricultura? Parlami un po' di questa importanza di identità. Puoi dare una risposta tecnica o una risposta filosofica? Adesso, stiamo parlando con il coach o stiamo parlando con il tecnico? Bisogna capire, credo avrà modo appunto di espandere una risposta molto... mi sto aspettando una risposta abbastanza illuminante e vorrei che tu aggiungessi anche o espandessi un altro concetto che tu hai nominato mentre ti stavi presentando, il fare una cultura. Cioè, effettivamente tutti noi veniamo da alcune culture, ma ci siamo trovati ad aver modo di farci una cultura personale anche, personale contestualizzata a quello che siamo noi in un ambiente diverso rispetto a quello in cui siamo nati e cresciuti. E quindi riuscire ad integrare, riuscire effettivamente a generare, grazie a questa cultura fatta, dei cultural bridges, delle connessioni tra ciò che siamo noi, indipendentemente da dove andremo a trovarci, e quello che è il mondo che sta attorno a noi. Faccio un esempio, il soundcheck di un'altra puntata che abbiamo registrato, ho avuto piacere e modo di farlo contando fino a 10 nelle 4 lingue che io conosco, soltanto perché
Per scherzo? Certamente, però allo stesso tempo si è creata quella connessione, alcuni dei miei ospiti mi hanno chiesto ma quella che lingua è? È finnico. Perché? Io ho vissuto in Finlandia. E perché ho imparato il finnico? È la cosa più naturale da fare, prima ancora che... Ma adesso fa parte della tua cultura, della tua identità, di te, fa parte di te, esatto, Certo. esatto. Questa componente che ha Jack del suo, perché anche Jack mi ha raccontato la parte francese eccetera, del tuo finish, scusami ne parlo in inglese, è una parte del tuo fare anche, perché tu non puoi togliere una parte della tua esistenza, cioè il vissuto, ho raccontato un po' a Jack l'altro giorno, ho vissuto 3 anni, dall'età di 3 fino a 6 anni nella scuola materna, classico scuola materna, mio padre un po' pazzo, mi ha mandato alla scuola materna degli Afrikaners. In Sudafrica c'è un gruppo, chiamiamolo etnico, dei Boeri, e io ho vissuto con loro, ho giocato con loro, sono andato in piscina con loro, giocavamo a rugby, facevamo tutto, ma parlavo con loro. Ma questo vissuto, che la lingua non ce l'ho più, perché l'ho perso, ho 52 anni dall'età di 6, ma quella cultura, quel vissuto è dentro di me, ed è incredibile, basta sentire una canzone quanto io lo rivivo, e forse non capisco le parole, ma vivo quella cosa. Quindi quando tu dici il fare, questo fare mi viene un po' l'idea dell'azione e del mattone, no? Quel mattone che ognuno di noi, adesso noi siamo noi 3 qui, quindi tuo mattone, Jack, dell'esperienza gallese che dentro di te, e sono tanti mattoni, del mio, del Sudafrica, di ognuno di noi, con il nuovo fare, che questo è il viaggio della lingua, lo strumento attraverso che arriva la cultura. Poi oggi abbiamo accesso a tutto, io posso vivere da stare seduto qui sul mio computer stasera e entrare nella cultura kazako che non conosco bene, magari sentire la musica, sentire qualche video, entrare nella cultura, e poi magari un giorno andrò lì e mangiare il loro cibo e vederli, perché io imparerò qualcosa, ma io cosa costruisco su di me? Tornando a quello che diceva Jack, quel identity diventa evolutivo, e io se ho solo una vita, non mi risulta che ce ne avrò un altro. Io voglio immaginare che at the closing of my days, alla Frank Sinatra, My Way, io voglio immaginare che io ho potuto potenziare la possibilità di crescere quel I in modo più colore possibile, ma con orgoglio, perché per esempio quello constatato quando ero in Sudafrica era questa cosa dell'inner game, del loro si sentivano molto, sono orgoglioso dell'Africa del rugby, ma dopo non sono orgogliosi, e poi vengono in Italia, siamo orgogliosi del calcio italiano, ma dopo l'italiano ha un sacco di crisi di identità anche in qualche modo, no? Ma è questa cosa dell'inglese, mi collego, io devo studiare inglese, mi tocca studiare inglese perché la lingua è la lingua per la comunicazione eccetera eccetera, quindi è una cosa esterna, ma in realtà la lingua, se ci pensiamo bene, qualsiasi lingua, anche se è a livello A1 tecnicamente, è tuo. Quindi io quando Jack ci siamo scambiati, ho detto Jack, incredibile, tu sei gallese e parli inglese, io sono sudafricano e parlo inglese. Un americano deve dire parlo inglese, un australiano parla inglese. C'è anche un problema di terminologia. Io ho fatto una battuta, chi mi conosce quando avevo le mie scuole, io usavo il termine, anche se è sbagliato, io sono cittadino del globo, io parlo globish. Io mi sento che questa lingua è mia, come l'indiano lo parla col suo accento, perché non è sbagliato, è una bellissima suono, il cinese che parla globish col suo accento è inclusivo. Dobbiamo cominciare a dire a tutti gli studenti, la lingua è tua, qualsiasi lingua che imparerai è tua, ma con la tua personalità, con la tua identità, col tuo accento. Con la tua storia, ma con la tua storia, perché è qualcosa che dico sempre, quando uno studente viene a me e dice ma ho paura che parlo l'inglese, il francese, l'italiano, qualsiasi lingua con un accento diverso, voglio sembrare madrelingua. Cioè, scusami, ma quale madrelingua? Cioè, io sono gallese. Sembrare paura, noi dobbiamo aiutare, perché è giusto che hanno paura. Io non mi sono sentito mai incluso in Sudafrica quando ero lì, perché il mio nome era italiano, e con i africani non ero 100%, io non c'entravo niente con loro, ma quando sono in Italia, lo stesso problema, non ero dentro, perché ero considerato sudafricano. Quindi questo viaggio dell'introspezione, di non sentirsi inclusi, anche bullied, sono stato anche bullied in tutti e 2 i paesi, labeled, stereotype, è sbagliato. Bravo. Io sono io,
E tra l'altro, come ti ho detto, scopriamo che attraverso questi giorni è come avere superpower. Tu hai un superpower. Quindi quei studenti che iniziano, un adulto che si presenta dentro la scuola British di Bassano, un adulto che arriva, ha fatto il viaggio, bussa alla porta e entra lì, per me è un supereroe. È un supereroe perché lui ha già fatto un grosso passo. Lui sta entrando per il suo desiderio di fiamma, un unico viaggio che abbiamo, di entrare nella dimensione attraverso la lingua, scoprirà lui, la cosa più grande, scoprirà se stesso, una nuova dimensione, perché apre la mente, è un viaggio bellissimo e scoprirai cosa? Quanto è bella la tua cultura, la tua lingua italiana, scoprirai quanto io mi ricordo ero a Iesi, dicevo ai studenti, ma guarda quanto è belle le mura di Iesi, sì, non vedono. Poi dopo magari studiavano la lingua, arrivavano a fare esperienza all'estero, poi tornavano, venivano da me e facevano, ti ricordi quando ho fatto la domanda? Mi chiamano Joe, per qualcuno io ero Joe. Ti ricordi quando mi hai fatto la domanda del muro di Iesi? Sì, te lo volevo dire che mi sono proprio accorto, sono bellissime, sono veramente belle. Consapevolezza è una parola grande, awareness. Noi dobbiamo essere più consapevoli del nostro potenziale come cittadini attivi in questo bellissimo mondo. Bravo. Jack, siamo potenti, abbiamo questo identity is power, culture is power. E non è importante in quale parte della linea siamo, se tu sei monocultura, vissuto in un unico paese, identity is power, bello, sii orgoglioso, ma andiamo a scoprire chi siamo veramente attraverso il viaggio che ci è stato dato, la vita. E secondo me il viaggio è dappertutto, con strumenti come Zoom, come Meet, come Teams, come il viaggio con l'aeroplano, il viaggio di un libro, un film, non lo so, cioè conoscere persone, andare dentro la scuola di lingua, non tanto per la lingua, per conoscere persone, scoprire Jack, la sua vita, Leo, è troppo bello, è troppo grande. E più l'artificial intelligence cresce, e più abbiamo uno strumento ancora più per fare viaggi ancora più belli. No? Non so se... Okay, io mi sono appassionato di questo argomento, quindi vi chiedo scusa. No, assolutamente, anzi ci stai dando delle tips, delle gold nuggets per quanto riguarda... Molto filosofico questa idea di tu sei tu e nessun altro può essere te, cioè tu sei la tua identità, tu sai la tua identità. Il fatto che parli con un accento è perché tu hai una storia, una cultura, una vita diversa da qualcun altro. Io sto parlando in italiano con un accento abbastanza forte, britannico. Sì, perché non sono italiano, perché io abitavo in Regno Unito, mi sono cresciuto in Regno Unito, poi abitavo in Francia, poi abitavo in Belgio, cioè noi abbiamo questi pezzi o noi prendiamo questi pezzi delle culture da dove viviamo e creiamo la nostra propria cultura, cioè la cultura o l'identità di Jack è solo quello, è l'identità di Jack e comprende pezzi del Regno Unito, pezzi dell'Italia, pezzi di Veneto, anche Veneto, pezzi del Veneto, perché in Italia c'è questo orgoglio, ritornando alla parola che hai detto tu Giuseppe, orgoglio di io sono Veneto, io sono da qualsiasi altra regione, ma c'è questo orgoglio, questa fiertà, io sono fiero di chi sono. Parlo con accento, vabbè, non mi importa, perché ho una vita, una cultura, una storia. Sì, sembra molto filosofico, però è la risposta a una domanda o un ostacolo che tante persone hanno, cioè io voglio parlare senza avere un accento schifoso, senza avere un accento straniero. Non esiste un accento schifoso, sì, esistono gli accenti stranieri perché fanno parte di te e chi sei tu. Non è un problema se non parli come una madrelingua. Guarda il Regno Unito. Cioè, qua l'accento britannico ti piace? Perché ci sono 1000, ci sono tanti. Oh, I love the British accent. Quale? Quello della regina o del re? Esatto, quello della regina o del re, quello di Liverpool, Scouse, quello Geordie, quello gallese. Quale? Perché ci sono 1000 e dobbiamo scoprire tutti e tutte le culture, tutte le identità. È una bellissima cosa. E stai parlando di accenti e non di dialetti in questo caso. Dialetti, Una cosa che
In Gran Bretagna ho esplorato, ma non ho trovato realmente presenti, quando invece da queste parti, parlo appunto dell'Italia e Giuseppe ne sa qualcosa, basta muoversi da Ancona a Iesi e già non soltanto la cadenza e l'accento, ma anche il dialetto, la terminologia cambia in modo sostanziale. Gli riportavo il mio esempio dell'essere nato sulla sponda sinistra del Piave ed essere emigrato sulla sponda destra del Piave quando avevo 10 anni, per me è stato anche là un cultural shock non indifferente, perché certe parole erano completamente diverse, finivano con la E al posto della O, e già per me, per un bambino di 9-10 anni, era un qualcosa di sostanziale essere abituato a parlare con certe parole e sentirmene dire altre per lo stesso significato. Ecco, è il dettaglio che arricchisce in questo caso, è il dettaglio che arricchisce e sì, all'inizio magari spaventa, purtroppo è una delle prime, anzi è la prima sensazione che proviamo quando nasciamo, siamo spaventati, infatti piangiamo, ma di contro poi iniziamo a scoprire quello che è il nostro viaggio, questo fantastico viaggio che è la vita, che ci mette soprattutto in contatto e genera relazioni con non soltanto le persone, ma qualunque cosa che ci sta attorno. È un approccio un po' panteista, qualcuno lo potrebbe definire, ma mi trovo completamente d'accordo con Giuseppe e lo trovo particolarmente fit, o meglio, declinare questo tipo di approccio a quella che è la nostra mission di educatori, formatori, una volta che viene dato a noi stessi, o meglio, ci incarichiamo di formare, di effettivamente fare possiamo definirci guide turistiche o guide culturali in questo caso, nella missione che è l'insegnamento delle lingue, ma non soltanto l'insegnamento delle lingue, effettivamente il dare degli strumenti e il saper usare questi strumenti anche poi. O sbaglio? Dimmi cosa ne pensi, perché tu hai decisamente più esperienza di noi in questo, Giuseppe. Credo che abbiamo tutte le nostre esperienze. È bello del nostro settore della formazione, come hai detto tu, è proprio questa della condivisione, perché la verità assoluta è pericolosa, no? Quando si parla di cultura, perché passo indietro, io vivevo in Sudafrica che quella era la verità, ma finché non sono uscito dalla scatola, anche tu dall'altra sponda, la E o la O, quello che hai scoperto è che quella verità non è assoluta, è relativo. Quindi il bello del viaggio, della comunicazione, è che la mia verità non è detto che sia la verità, è la mia verità in quel momento, tra l'altro cambia tra 24 minuti. Però è bello questo interscambio, e questa è la potenza della comunicazione, la parte non verbale, verbale, guardare, sentire, avere la mente non con giudizio, non con pregiudizio, non con assunzione, e di voler introspettare questa comunicazione, trovare qualcosa di nuovo di me e non arrivare con l'assoluto, è così. No, e non è così, perché l'Italia, quando sono arrivati gli anni 80 e l'Italia di oggi, è cambiato completamente. È cambiato completamente, tante cose, anche il mangiare, la cultura. Quindi è un'evoluzione che noi non riusciamo a percepire, ma la verità non è assoluta, è in evoluzione ed è relativa. Mi parlavi dell'altra questione che adesso un attimino è sfuggito, secondo Leo, l'altro punto era sul discorso della cultura, che adesso non mi ricordo, chiedo scusa, sono talmente tanti concetti, faccio un po' fatica a tenere la linea, però ecco, questo che voglio dire è che questa verità assoluta, quindi io ho scoperto che il mondo era quello assoluto lì, era sbagliato solo quando sono uscito, e quando sono entrato in questo ho cominciato a vedere che tutti vivevano questa verità, no? Iesi, Ancona, questa è la verità, quella che tu hai percepito è la verità, non è la verità, perché la tua stessa città in 10 anni è cambiato. Perché faccio un esempio di Iesi, quando sono arrivati a Iesi negli inizi anni 90 non c'era grande migrazione, si stava bene, c'era Milano delle Marche, l'industria, si stava bene, c'era più filiali di banche impossibile, nessuno poteva immaginare quello che stava per arrivare, gli anni 2000, Millennium Bug, siamo 2024, vai a vedere Iesi adesso, è nata città, è cambiato, la iesinità c'è, ma è cambiato, non ci sono tutte queste banche, tutte queste grandi industrie, Milano delle Marche, perché c'è state crisi, c'è state storie, e sappiamo anche che questo è una realtà. E giusto per condividere, vi faccio vedere questo piccolo mano. Se capiterete mai a Iesi, questo è un'immagine che è stato poi riprodotto in un monumento a Iesi, perché a Iesi
ho fatto delle cose interessanti. Uno è un grandissimo murales di 85 metri quadri che si chiama Diversity, proprio adiacente alla sede che avevo. Questo murales rappresenta, non c'è il mio nome, non c'è nulla, è stato dato alla città. In quella zona dove avevo la sede, era la zona dove considerato il meno ambiente. Cioè, incredibile. Dove il popolo jesino abitava. Poi dopo si sono fatti i loro soldi, si sono spostati, le case valgono di meno. E negli anni 90 sono arrivati i primi emigrati, gli albanesi, poi i rumeni, e hanno compreso le carte lì. Quindi cosa si è creato? Si è creato in un certo senso, sapete benissimo, in tante città italiane, si è creata una zona con l'emigrato. Quindi giorno dopo giorno del giorno si crea il ghetto. Quindi io sono arrivato, scusa, da Johannesburg, Soweto, che non c'ero mai messo piede. Ma questo sta succedendo qui. Allora ho detto, io devo fare qualcosa, al di là della scuola, la lingua, la cultura, io devo fare qualcosa. Quindi ho creato questo murales grande con le scuole, Diversity, City and Teenagers, realizzato dai giovani per dire, marciamo tutti insieme verso un nuovo mondo, teniamoci le mani in base alla diversità, l'inclusione, sesso, razza, eccetera, verso un mondo migliore, dialogo. Poi ho realizzato questo mano che rappresenta ovviamente i continenti, ogni continente ha il suo pattern, i simboli, simbolismo aiuta tanto, ma poi abbiamo realizzato un monumento dinamico, non è statico, si muove col vento. Questi due mani sono in contatto di metallo forte, grosso, realizzato con i sponsor, con l'aiuto di tutti, anche ovviamente ho fatto la mia parte, e questa mano con il vento gira. Simboleggia cosa? Oggi si parla di immigrazione, ma c'era il momento dell'emigrazione, ce lo dobbiamo ricordare, l'italiano è emigrato, mio padre è emigrato, quindi il vento adesso sta da questa parte, va gestito, facciamo un patto, io rispetto te, tu rispetti me, quello che ha detto Jack prima, mantenendo la tua identità perché è evolutivo, perché tu rumeno o tu albanese che arrivi in Italia, già i figli che vanno a scuola prima elementare, seconda elementare, già sono diventati italiani. Perché è inevitabile. In più hanno il loro albanese, quindi questa evoluzione non è tanto quello che arriva, è quanto quello che riceve, non sa come gestirlo. Quindi questo era il mio messaggio. Poi abbiamo fatto festival, abbiamo fatto l'abbraccio più grande, tutta una serie di cose. Questo argomento è un argomento che necessita di lavoro, spiegazione di storie, raccontare storie, perché se non si parla, non si racconta tante storie belle. Abbiamo fatto libri cinici con bambini a scuola, degli arabi, dei marocchini, di chiunque che racconta la storia del loro papà quando ha lasciato il suo paese, che loro sentono a casa, e lo raccontasse a tutta la classe. E esce fuori con la sua identità, che dice, io ci sono, ehi, ho una storia anch'io da raccontare, è bello, no? E questa è l'idea. Però, vabbè, se non si fa niente, cosa succede? Lascio lì la riflessione, non dico niente, perché sappiamo quello che succede. Succedono purtroppo l'altra cosa, l'istinto del conflitto, l'istinto del separare, separation, segregation, apartheid. Che mondo è? Non lo so. Sarò anche filosofico, ma voglio immaginare un mondo migliore. Però dobbiamo ricordare questa cosa di vivere con la mente aperta, open-minded, to be open-minded, cioè rispettare tutti gli altri, non importa che sono religioni diverse, culture diverse, paesi diversi, non mi interessa, siamo tutti umani, esseri Nonostante umani. anche diventare open-minded richiede un percorso, semplicemente il dire sì open-minded non ti fa diventare open-minded, c'è questa necessità di formarsi e di vivere in un contesto, trovare anche dei mentori che abbiano fatto una open-mindedness, un grado di open-mindedness precedente al tuo e ti guidino a, perché no, a migliorare ancora questo concetto. Io ti chiedo, Giuseppe, adesso la prima cosa sarà appunto... Mi è venuto in mente quello che hai detto prima, giusto un secondo. Quando ho parlato della formazione, prima hai detto siamo educatori, mi è venuto in mente due parole semplici, l'etimologia, educo, dal latino, tirare fuori. Il nostro lavoro come formatori è semplicemente tirare fuori, lasciare che la gente possa raccontare, scriverlo, la sua storia. Questo è bello. Quello che state facendo con me adesso, mi state dando un piccolo spazio che io posso raccontare. Sarà utile o non sarà utile, ma io mi sento bene, mi sento valorizzato, la mia identità. E la parola formazione, ma
è bellissima, perché è proprio questa idea della formare in base a il contesto e situazione. Non è brutto che il mio accento cambia, perché quando uno studente inizia, ovvio che c'è l'accento più forte, ma deve sentirsi bene. Ma quando fa un percorso, faccio per dire dall'A1, B1, e arriva al B2, che ha fatto i corsi, per esempio, nella scuola di vostra, di Jack, quando arriva un B2 che ha fatto un percorso e ha provato diversi insegnanti, io sicuramente il tuo accento è già cambiato, ma rimarrà sempre la tua identità col tuo accento. Il mio accento sudafricano, quando vado in Sudafrica, prima di atterrare in Sudafrica, comincia a cambiare. Lo sento, perché Jack sente, io ho un tocco sudafricano, ma il mio accento è molto più standard British con l'accento sudafricano, perché ho parlato più con l'inglese negli ultimi 30 anni. Finché parliamo di casa nostra, finché parliamo o pensiamo di casa nostra e poi arriva questo accento, perché c'è l'emozione dentro. Quando parlo di Galles, in inglese certamente, si sente il gallese un po' di più. Quando parlo di emozioni, quando parlo di ricordi, anche per te, vivendo, abitando, tornando, sì, questo accento cambia e torna qualche volta perché c'è l'emozione dentro, c'è il cuore dentro. Tutto ciò che tu ci hai raccontato, condividiamolo con i nostri ascoltatori e i nostri appunto spettatori, sarà presente nella sinossi dell'episodio. Ti invito appunto a condividere con noi un link che ci porti a vedere perlomeno a livello online il murale. Yes. Che hai prodotto e che hai creato. Sì, magari okay. vi mando qualche foto, sì. Più che volentieri, grazie, sarà parte appunto di questo episodio. Ci avviamo verso la conclusione e ti chiedo di essere sintetico ma non troppo, perché so che non si tratterà soltanto di 3 bullet points, di 3 parole chiave, ma di concetti che tu estenderai e presenterai appunto a noi e anche a chi ci ascolta e ci vede. Consigli. Quindi consigli principali sul come affrontare una professione, in questo caso, che però è una professione che è anche una vocazione, ci pare di averlo capito, come la tua. Quindi cosa un giovane o anche meno giovane che vuole intraprendere e riuscire a iniziare un percorso che porti appunto alla formazione, educazione e in questo caso espansione di quello che è il fare e far fare cultura. Dici, cosa suggerisci? Che bella domanda, Leo. Allora, io attraverso la mia carriera ho sempre cercato di andare a trovare qual è il mio perché faccio le cose e l'ho scoperto piano piano e mi sento sereno e tranquillo. Io credo che ognuno di noi ha il suo viaggio di introspezione per cosa vuole fare, la vocazione, il medico, eccetera. Io credo che la domanda è start with why. C'è un TED Talk che io consiglio a tutti, che poi ognuno se lo personalizza. Simon Sinek, TED Talk, il libro è How Great Leaders Inspire Action. Start with why è il libro. Guardate, perché è un concetto semplice. Se noi facciamo la domanda why I do what I do, e why si tende il valore, il principio. Quindi per me, quando tu mi vedi che parlo di questa cosa, mi vedi autentico, credo, perché io credo in questa cosa. Io ho un why molto forte, che non è soldi a fine mese, è proprio il perché, il mio obiettivo. Quindi se io riesco, per esempio in questo momento adesso sono Country Manager di Language Ente Certificatore, qual è il why? Ma se io riesco a dare a un bambino, a un ragazzo delle scuole elementari, primaria, secondaria, uno strumento attraverso il quale prende consapevolezza della sua competenza linguistica e magari arriviamo a tanti ragazzi, questo gli cambierà la vita. Quindi io ho un ruolo fondamentale e voi come partner avete un ruolo fondamentale. La certificazione non è cosa fare, è il perché lo fai. Dopo il cosa arriva. Quindi start with why è un concetto. Poi c'è il discorso del processo. Come farlo questa cosa? Io credo che il mezzo attraverso cui fai una cosa è importante. Ognuno può scegliere che macchina vuole utilizzare, che viaggio vuole fare. C'è chi lo vuole una macchina in comodità, chi lo vuole più lussuoso, eccetera. Ognuno sceglie come farlo. Ma credo che, per esempio, scegliere questo mestiere, la domanda che mi hai fatto è, la scelta è che come lo vuoi fare è fondamentale, ma lo puoi fare come vuoi fare solo se sai perché lo vuoi fare. Un docente di lingua che si presenta a una scuola di lingua, se lo fa perché così vado a cambiare, non so, giro il mondo,
quello è bellissimo perché è un bel why, ma se tu scegli di fare questo mestiere che è formatore, è una vocazione e devi avere ben chiaro il tuo why, perché se lo fai con quel why ogni mattina ti sveglierai col sorriso e il risultato del fare quello che hai detto te si trasforma in what, quindi why, how, what sono i risultati, questo monumento, il murales, il certificato che uno vede, lo stipendio che arriva, sono tutti i risultati del why we do what we do. E se è chiaro why e i valori, i principi, la parte sotto dell'iceberg, quello che ti dicevo prima, la roccia sotto il fiume che spostiamo, quindi la cultura, il mindset, allora lo spostiamo e il fiume prende un percorso diverso e facciamo un cambiamento evolutivo e i risultati è il what. Io non so se ti ho risposto, ma io credo in questo, credo che per esempio nel lavoro che sto facendo, che è un lavoro impegnativo, il mio drive, il mio why, il mio mission è questo. Io se riesco a aiutare i docenti delle scuole statali a avere uno strumento attraverso il quale, o anche le scuole di lingua private, attraverso il quale possono aiutare i ragazzi a arrivare alla consapevolezza delle loro competenze individuali, del loro viaggio inner, io ho vinto. Io sono a posto. Se invece vengo interpretato come le vende le certificazioni, io sono fuori. Non voglio entrare in questo gioco. Io sono dall'altra sponda. La parte del fiume, quello che dicevamo prima, quella che mi dà senso. E io con un partner come voi, che crede in questa cosa, è un piacere, perché scambiamo come questa esperienza, che voi non stiamo parlando di come gestire una certificazione, stiamo parlando di cose ben altro, di grande valore. Non sono stato sintetico, però te l'ho detto. Sei stato molto sintetico perché in un solo discorso sei riuscito ad inserire appunto il valore. Assolutamente. Partire da un why di valore, passare a un how, a un come di valore e arrivare al target finale, il grande valore del cosa alla fine riusciamo a raggiungere, grazie però a un why e a un how ben meditati e che ci aiutano a capire non soltanto il cosa stiamo facendo, ma il chi siamo noi per fare quello che stiamo facendo. Resta un po' metafisica la cosa, però gli esempi che hai portato, integrare con degli esempi aiuta sempre a capire effettivamente, non stiamo parlando di cose stratosferiche, stiamo parlando di quello che è la nostra daily life, quello che è il nostro svegliarsi la mattina con quel why ben felice, ok? La cosa bella è che la comunicazione, no? E poi si collega a tutto quello che ci siamo detti, è inside out. Quando uno studente che è un A1, Jack lo sa bene, lo sai bene anche tu, uno che è un A1 che ha 600 parole, ma comunica inside out con una sua serenità. Io so di essere solo limitato con le parole, ma io comunico. Bravo. Io ho avuto persone che sono di livello C1, ma sono talmente tecniche, talmente strutturate a livello di what, gli manca il why e non riescono a comunicare inside out e fanno una fatica. Quindi ecco dove è subentrato il mio percorso di coaching. Dico, io devo tirare fuori l'essere in te. Tu puoi esserci uno, ma finché tu non arrivi al tuo why, tu non esplodi. E tu non sarai sereno a comunicare, perché avrai tutti questi ancoraggi, pensieri limitanti, io li chiamo the anchors, che ti blocca. E finché tu non individui quali sono i tuoi why e quali sono i tuoi pensieri limitanti e le barriere, the barriers, il muro di Berlino, l'apartheid, finché non lo trovi e non lo smantelli, tu farai sempre fatica a comunicare. Martin Luther King, Mandela, i grandi comunicatori, Steve Jobs, comunicano inside out. Basta leggere il libro di Simon Sinek e lo trovate. È potentissimo. Perché anche film Inside Out, quando si parla di Riley, The Emotions, questo è un film per adulti, io dico sempre, perché io l'ho guardato 10 volte e lo utilizzavo anche quando facevo il formatore. È importante capire le nostre emozioni, perché le nostre emozioni è il nostro guardian angel, e quando parli la lingua, se tu non sei consapevole della sua emozione, e fai fatica. Invece se tu prendi consapevolezza di questa emozione, cominci a comunicare con consapevolezza, con identità, con forza e autenticità, col tuo accento, e vinci. E questa è una bomba. Grazie Giuseppe, veramente è stata un'ottima chiacchierata. Grazie anche a Jack per avermi assistito e aiutato in questo momento more international than usual.
Ringraziamo anche la nostra assistenza tecnica, Kawabanga Studios e Alchimie Venete per il supporto tecnico appunto dietro le quinte di questa registrazione di questo video. Di nuovo, speriamo di sentirci spesso, ma ci sentiamo, come sai bene, ci vediamo spesso. Esatto, e poi ci sarà il partners meeting anche, quindi ci vedremo e ci vediamo sempre, esatto. Passerai qualche fiume anche tu per venirci appunto a trovare qui in Veneto, ne abbiamo uno a pochi metri proprio dalla nostra scuola, in cui qualcuno di recente ha anche surfato. Ringraziamo appunto nuovamente Giuseppe Romagnoli, ringraziamo anche voi per aver seguito anche questa puntata di Campus Cast British School Bassano. Alla prossima puntata, see you next. Thanks for listening to Campus Cast. Subscribe for more insights and conversations. See you next time.